Sant Zorz di Noiar è la cittadina de Basse Furlane che si chiatte te part centrale del territorio, tra il Flum Lusins e il Tiliment. La Basse Furlane storiche è confine a sud col mare Adriatic e di sorrelievate e ciapedrenti il Friul che al va dal Flum Timaf alla Livence, a confine col Venit. Sant Zorz di Noiar ora presenta al conte oltre 7.600 abitanti e il territorio comunale ha 7 località e 2 borghi. Le località sono Ciarisà, Noiar, Vilegnove, Ziline, Zuccule, Giai. Poi Planais con la zona industriale. I borghi sono Borg di Sore, Borg Julian, il nome principale dei cittadini diviene dal Sant Zorz, il soldato romano che al morì martar sotto l'imperatore Diocleziano. Si pensa dal 303 d.C. Il sant è venerato prima dai Bizantini, poi dai Langobards e si presume che il nome del cittadino diviene di che ete, tra il VI e l'VIII secolo, anche se il documento più antico che per prime volte al nomena il paese Sant Zorz è dal 1031. Stante a une antichissime carte topografiche però, la tabula peutingeriana, che riporta la viabilità dei stradi romani dal III secolo d.C., sulla strada romana che partì di Aquilee, la Vie Anie, al dret dal Sant Zorz al Didivuè, si vede che esiste una mutazione, una stazione per sgambi dai cavalli, chiamata ad undecimum. Si chiamava ad undecimum perché era a 11 miglia di Aquilee, la stessa distanza che è tra Sant Zorz e l'Aquilee dal Didivuè. Si pensa allora che il paese Sant Zorz al sedi a sud di che mutazio e che prima di chiamarsi Sant Zorz forse si chiamava ad undecimum. Il toponimo secondario che accompagna Sant Zorz, vale a dire di Noiar, al marca in maniera clara che l'antico port sul Flum Quar all'eleata Sant Zorz che affluisce dal territorio comunale. Per via dal passaggio sul territorio de Vie Anie, la strada consolare romana costruita dal 131 p.C. di Tito Anio, stant ai sgiafs archeologici de parrocchial, pare res che Sant Zorz in ete romane aveva avuto una grande importanza. All'estate riscontrata di fatto che dal III-IV secolo la comunità di che volte per il culto religioso poteva disporre perfino di una basilica. I resti delle basiliche di fatto si chiattin lì sotto, dove che è la chiesa dal Didivuè. Alle età di Miez che scaturis la liende dal Sant Zorz che al salve la fantate des griffis dal drag. La figura, rappresentata in tanti varianti, è il simbolo dagli autori che il santo l'ha data ai crociati cristiani in tes guerris quintri dai musulmani per liberazione delle Terre Sante. La prima testimonianza d'Ecclesia di Sant Zorz dedicata al santo e viene di un documento delle biblioteche del conte frangipane di Vuanis datato 1443, Sancti Georgi Martiris.
Con l'avvento delle religioni cristiane, a partire dal V-VI secolo, la decadenza del costume politico e il dissesto economico dovuto alle invasioni dai barbari ha dato il colpo di grazia all'Imperio Romano. La invasione dei Langobardi però contribuisce a dare un altro assetto storico e culturale al popolo furlan di che volte, che al vive a nord dall'Adriatico. Qui Langobardi si afferma Forum Iuli, Vala di Cividat, la capitale del Ducato Langobard, che dà il nome all'intero territorio furlan. In questo periodo il contesto territoriale è un vero miscliccio multiculturale. Se in terra ferme sono i Langobardi, sulla questa del mare sono i Bizantini. Non si può fevelare il popolo furlan allora, fin tanto che non c'è pepito il patriarcato che sotto la pupillanza dall'ideale cristiano, ormai accettato di Duce, non rinsalderà la unitarietà regionale quintri la dissoluzione dell'impero carolingio dal IX secolo e quintri la violenza des invasioni ongeris dal X secolo. Dal 1077, sotto dall'imperatore tedesco Indrik IV, è nata la patria del Friuli. Il patriarca di Aquilea e Sigeart al diventa principe d'Eglesia e dal stato feudale furlan. San Zorzal seguisce il destino del stato patriarcale fin dal 1420, quando che Vignesie, chiamata la Serenissima Repubblica, e occupa e domina gran parte del Friuli. Dal corso del XV secolo, sotto di Vignesie, si dischiaderin le invasioni dai turchi. Gli scorsati sono tanti seduti a causa di distruzione e morte, ma la più brutta è che dal 1499, là che tra altri svilis, i turchi abbrusano anche San Zorzo. Alle col trattato di Worms, che San Zorzo l'arà con l'Austria intanto che Zuccule e resterà sotto Vignesie, diventando un'enclave dal mezzo dei territori imperiali, situazione che creerà tante difficoltà alle comunità locali, dividute di un confine di Stato. Tra Vignesie di una banda e l'Austria di che altre in territori furlan, i sovrastants approvano di spesso a revisionare i confini, ma i tentativi non vanno mai a buon fine e il contenzioso va in davanti per passe 250 anni. Dal XVIII secolo i confini che sono già un tormento vengono rinforzati per causa delle malattie infettive. Si istituiscono allora casei, quartieri e ostruzioni di ogni sorta su tutte le strade di confine per limitare il spostamento dei int e fermare le infezioni, ma anche per scombattere il quintribando che tra il popolo è fiorente. Dal porto di Noiar viene istituito un lazzaretto per ospitare e tenere in quarantena viandanti e marcianzisi. Intanto che sul confine del Flum Ziline vengono sdrumati 2 punti e a San Gervas, a confine con Muzzane, viene sgiavato un nuovo canale. In curto, a San Zorz, per causa delle infezioni, la mortalità dei int dal 1759 e aumenta fino ad arrivare a 160 morti, il 300% in più della normalità in un anno. Il cimitero che è tutto attorno all'Iglesia non arriva più a contenere i salmi e in presse si istituisce un cimitero provvisorio giusto lì che come è place 20 di settembre. Con questa situazione di morte e di gran dolore alla popolazione non resta che avvodarsi alle Madonne dolorate.
Dal mese di mai la epidemie come che si era manifestate di botte sclop e finis e la int i pant ai madone un profondo aggrad. Alle parchel forsi che si fa sulla nuova iglesia più grande e che si istituisce un altar dedicato ai madone dolorate. Alle di che volte che anche movue in l'idrisade in te anime dai Sanzurzins e reste profonda la devozione ai madone dolorate che te soffieste e ven pandude con una immensa processione di popolo. Una tradizione bella che i nostri padri hanno vissuto per tanti anni e hanno tramandato ai figli. Dal 1800, a Iglesia Finude, la popolazione reclama con forza una immagine di Madonna di metti sull'altare e ven commissionate a un artigiano di Vignesi. Fatte la statua, con un trabacco la vele si va a Cioile e il tornà al diventa un fatto miracoloso. La Madonna vogliesi mettude sul suo altar il più presto e allora un burlaccio al sglonfe gli svelis dal trabacco che di Vignesi arriva a casa in un lampo. Testimoni alle ris. I marinari lo hanno rimettuto su a Vignesi. Arrivassa a noiar, il ris all'encemo al dint. All'etta al 1948 che i cimetieri provvisori al vengono urbanizzati e al diventa place dal cimetieri veri. Ma dal 1995 il local diventa place 20 di settembre. Difatti, i vues de Salmis avvengono sistemati dal nuovo cimetiere di Ciucule, dove che al DDV si può vedere il monumento che riguarda il fatto. A partire dal 1600, una delle famiglie che hanno fatto la storia di San Zorz è che dai conti de novelli, marinars e commercianti parons di Barce. Testimonis de nobili famiglie sono gli due grandi vilis paronals, Ville d'Ora e Ville Vucetic, che anche movue si viodono a sorrelievate di vie Max di Montagnà, ma testimoni è anche la glesieute di San Domeni di Casin, sotto Charlins, fatte su dal Conte Domeni. Ville d'Ora è di proprietà dal branch de famè dal Conte Domeni Novelli e Ville Vucetic era de famè dal Conte Zuan Sofradi. La nobile famè, anche se slargiate ai due fradis masclis, dopo vari alternis vicendi dai prins Heinz dal 1800 e glielade ad studarsi con la morte dall'ultimo discendente Carli. La giovine femmina del conte Carli di fatto è stata la ultima a essi sepolite te cripte sepolcrale de famè dai de Novelli. Cripte che è anche mo dal miez d'eglesie de Madone e che è uniti in una cassa di marmol duci i resti umani dai de Novelli che appolsava in te cripte stesse. Dal corso dal 1800 anche altri famiglie sanzurzinis adeventi in paronis di Barce. Parons di Barce al vuol dire essi proprietari di una piccola nave che è pratiche trasporti marittimi di lunsulis questis dal mar Adriatico. I parons di Barce sono dai veri lavoratori dal mare che vivono in dome cui provenze des lor barcis che navigano pal plui a vele, ma di spesso anche a rems. Al di di queste attività non è più praticate, ma gli famigli marinari sono restati ste memorie de int. Dopo la curte parentesi napoleoniche, San Zorz e tutti i circondari al torne sotto de Austrie e arresta così fino alla terza guerra di indipendenza. Dal 1866 però la cittadina passa alla Italia e resta un paese di frontiere fino alla prima guerra mondiale. Sotto d'Italia il porto di Noiara diventa importante
e i cumiers a Ciapimpit, Udin e intint collegarsi col porto di noiar con tune ferrade chiamate Udin Mar, che ven realizzate dal 1988. Dal 1997, tra Italia e Austria, venne inaugurato anche il tronco ferroviario internazionale Sanzors-Charvignan. In te prime guerre mondiali, Sanzors al viv moments dramatici e di sconforto, ma anche moments di glorie. Il front è sul Charles, a pochi chilometri, e Sanzors diventa un importante centro di retrovie. Il comando delle Terze Armate è a Charvignan e a Sanzors, con la istituzione dei corsi di medicina per studenti soldati, proclamate Università Castrense, oltre che per cure dai feriti in guerra, diventa centro di cure e assistenza per i civili. Di fatto, tra guerra e studi sul campo, perché il castrense, i studenti soldati si laureano in tanti, la gran parte diventando, fino alla guerra, medici e professori nominati. Gli ospedali e le aule di studio sono in ambienti requisiti ai contadini o alle istituzioni. Per esempio, il municipio diventa aula magna e la sala del cinema Ran, aule collettive per studenti. Tutto il resto sono tendis e baraccamenti. A Ciarisà in tal stabile de famiglia Maran, requisita appena scominciata la guerra, dal 17 viene fatta su un'eglesiute per assistenza religiosa dai feriti. A Zucule, la camera mortuaria e vendo prade tante aule di anatomia. La rotta di Ciauret dal 1917 e rompe la fervente attività dei centri di retrovie. I tedeschi invadono il Friuli e la guerra si sposta a Soreliamont, sulla Plave. A Sanzors è il caos, la gran parte dei intes ciampevie abbandonando case e bens. Le occupazioni esaurite il ben di Dio a patissero la fanduc, int e occupanti austriaci. Ai 4 di novembre dal 18 è la vittoria. I tedeschi scampano in Austria e i nostri soldati e int dispatriati tornano a casa. I tedeschi avevano occupato Sanzors per 1 anno e 3 giorni. In queste guerre le figure che si sono distinti sono che di Max di Montagnà e il conte Arbeno di Athens, per essersi infiltrati in territorio occupato dal 1917 e per aver organizzato a Udin la Guardia Civica. Bertopoldo Pavon, per aver ciappati Prince Kolbs di Moschet, ai 23 di maggio del 1915, la D prima che dal sclopà de guerre. Nazario Sauro, eroe nazionale, coppato dagli austriaci, medaglia di aur, alliere di case tanto a noiar che a Sanzors, anche mo prima de guerre. Ciro Canciani, decorato di medaglia di Arint al valor militare. In totale, i morti in guerra a Sanzors sono 153. Il dopoguerra alle colme di attività. Si ricostruiscono gli casi sbombardati, ma la vita è fa sfatture a tornare come prima de guerre. Sanzors non è più il paese di frontiere, si bonificano i paleus e si rinforza il commercio tanto sulla terra che sul mare. Charvignan non è più un porto austriaco con Corinth e il potere lo ciappa in mano il fascismo. In Kurt esclope la seconda guerra mondiale con la sua ciame di morte e distruzione. A Sanzors, sul finì de guerra, un manipolo di partigiani locali chiamati i Diaui Ros, comandati di Gelindo Citos di Ziline, chiamato Romano il Mancin,
a dan una grande man agli alleati che anticipin la liberazione mettendo in atto azioni clamorose che chi ostralassi di contà, buon per un capitolo a sé stante. La guerra è stata tremenda e le conseguenze si fanno anche sentire. Di fatto la int de nostre cittadine è ascugnut patì momenti dolorosi di quei che ingroppin il cuore. Ai 2 di maggio del 1945 di fatto la bomba che Pippo aveva buttato giù al giardino delle farmacie Toldi poco tempo prima dal portale vie esclope facendo morire tra frutti e adulti 26 persone. Questa è la lapide in riguardo dal fatto. Poi al 50, per mancanza di mezzi di trasporto più adeguati, per là in colonie i frutti a scugnire in essi menaz vie con camion residuali di guerra. Dal 1950, sul tornado di Fusine, il camion di Tito Cerutin pieno di frutti si ribalta giù per montagne, dove che resta incoppati in 12 e feriti in 54. Il contributo di sangue che la popolazione del comune di San Giorgio ha dato per i conquiste de pace, i morti e i disperduti senza distinzione tra militari e civili, sono 123. I nomi si chiamano in tes lapidi del municipio e tra i monumenti che sono per il paese. Oltre a questi fatti tragici, la fine della seconda guerra mondiale e porta con sé una forte crisi economica e la int senza lavoro, dopo le vicende del Cormor, che io spiegherai in un altro documento, per vivi e a scognute ricorri alla emigrazione. La seconda metà del Novecento al monte il boom economico e la popolazione appoggiò di un altro stile di vita. La int per la avore e abbandona la bicicletta per la in Vespa o in Lambretta. Poi con la 500 o la 600. La chiesa, plan a plan, si dota anche di frigo e di televisione, prima in bianco e neri, poi a colori. La civiltà contadina cessa di esistere e il popolo, se prima gli era contadino o manuale, poi al diventa tecnico o impleato. Il benestare dei sanzorzini se l'è dovuto a industrializzazione del tor prima. Le zone industriali a sequar dopo. Al di due, le autostrade e l'aeroporto di Ronchis collegano tutto il mondo. Il scial ferroviario di Sarvignan al fornisce porti di Noiar, di Monfalcone, di Trieste, mercanzie che a sua volta vanno e avvengono di tutto il mondo. Mi fermi qui, o sin in un'Europa unita già di anni, in pace, ma che la globalizzazione non sta portando nuovi problemi, immigrazione selvaggia e tante disoccupazioni. Si spera che i problemi siano sempre risolvibili, senza a disturbare forze sveleitari che non coventi. La si così allora, finché sin in pace, anche se per altri furlans si può dire che non va bene nulla. Le autorità, tanto regionali che italiane, di fatto, continuano a trascurare il nostro popolo, lasciando che la lingua furlane e le dia morire plan a plan, ma no altri furlans, consapevoli di queste risi, o continuano ad operare la nostra antica lingua e a salutarsi con il nostro nobile e sempre biel saluto furlano. Mandi!